incomprensibile. Chiedo scusa alla location perché il tacchino e dovevo andare dai cognati, insomma, a fare le cose di famiglia. Però non mi sono perso la conferenza ed è una conferenza chiave, eh? Due cose prima di cominciare. Per tutto un like di cortesia, visto che gli ultimi 2 giorni non sono potuti uscire video, non c'era niente di cui dire, niente da cercare. C'è sempre qualcosa da dire, ma non c'era niente da cercare. Quindi se lasciate un like mi date una mano a restart di algoritmo, perché altrimenti sprofondiamo. La seconda cosa, quando si cambia letto è un disastro. E ditemi in quale commedia si dice questa frase, è una commedia molto importante. Signori Mancini, allora, conterenza. La condizione, come si fa a non farsi condizionare dalla classifica? Come si fa? È la solita risposta che deve arrivare, che è abbastanza scontata. Ma l'avete vista la classifica? Cioè, no, questo lo dico io, non l'ha detto Conte. Voi l'avete vista la classifica? Cioè, ti fai condizionare dalla classifica, che stai primo in classifica quando ci sono 5-6 squadre, tutte quante in un punto. E quindi Conte lo deve dire con molta pazienza. Bisogna essere realisti, siamo in pochi punti, ma cresciamo. Mi fa piacere che i ragazzi che vogliono crescere, la solita cosa. Prima domanda, la togliamo da mezzo. Seconda domanda, Vanoli, che era stato un suo, insomma, collaboratore che aveva lavorato con Conte, eccetera, eccetera, contento del percorso, ha visto il percorso che ha fatto Vanoli, ragazzo serio, lavoratore, stessa cosa che dice dei giocatori, tra l'altro. Ha detto anche che sono dispiaciuto quando mi ha lasciato, perché era un bravo collaboratore, mi faceva piacere, ma sono contento per lui che stia facendo il suo percorso, è bravo. Seconda domanda, togliamo da mezzo. Oriali, questa è la domanda. Quanto è bello Oriali? La domanda che andava fatta a Conte. Si riporta uno di quei video che avrei potuto fare, e ce n'è un altro, quello su Raspadori, che avrei potuto fare, ma avrei fatto un errore, quindi sono contento anche dei video non fatti. Lasciate il like, iscrivetevi al canale, non perdete tempo. Oriali, intervista, dice che l'Inter e l'Atalanta sono le favorite e che Conte è il vero fuoriclasse del Napoli. E Conte giustamente sorride, dice vabbè, lei è un amico, è chiaramente così. E poi può sviluppare quello che è un discorso abbastanza logico, che dice l'Europa ci ha confermato, se voi andate a vedere quello che sta succedendo in Europa, ha confermato la forza, il livello di queste squadre che stiamo affrontando, che sta salendo a un certo livello, quindi ovviamente si riferisce all'Inter e all'Atalanta, che in Champions stanno facendo cose meravigliose, ma ci aggiunge anche la Juve, perché non è facile, insomma, contro l'Aston Villa non è facile strappare un pareggio lì, il Milan, però il Milan comunque ha fatto punteggio, comunque sta avanti rispetto a squadre come Real Madrid, come Paris Saint-Germain. Ci aggiunge anche la Roma, e qua è facile, no? Quando la Roma riesce a non soccombere sul campo del Tottenham, è evidente che lui porta al suo mulino, dice qua sottovalutiamo certe vittorie. Non c'è niente da sottovalutare, specialmente dico io, se consideri la Roma una squadra piccola, non devi sottovalutare quella vittoria, una grande vittoria. E quindi c'è una signora squadra che ha recuperato alla fine proprio Hummels, che nel frattempo stava diventando un disastro, ma va bene. Ci aggiunge anche la Fiorentina, che ha vinto ieri, la Lazio non ha vinto, ma dice insomma noi ci vogliamo aggiungere a queste squadre che stanno facendo bene, quindi la voglia di stare in Europa e di competere, e il discorso delle coppe ritornerà anche dopo con Raspadori. Ma andiamo avanti. Kvara, deluso dalla sua prestazione, il modo in cui è uscito, la delusione, questa è una di quelle cose che ti porta poi più voglia, e per fortuna lo dice Conte, non lo devo dire io, perché altrimenti io sono innamorato di Kvara e sembra che, ma dice, a parte che è un giocatore che sta in crescendo, a parte che è un giocatore che ha
23 anni, ce lo dimentichiamo. Io faccio il discorso polemico, dice quello guadagna 1 e 2, sono gli altri che devono risolvere le partite tutte da soli, così. Il ragazzo è un gregario, eh? È uno che prende 2 lire, quindi non... Ma lui dice sì, è chiaro che possa essere deluso per le chance avute, ma io sono tranquillo perché quello che vedo fargli in allenamento sicuramente si attacca anche a giocatori e compagni, nel senso fa la fase difensiva e quindi così, ma poi vedo una voglia di migliorare, di crescere in lui che mi fa stare tranquillo e quindi con Sukvar non c'è problema. Il mucinismo, fare musica, il mucinismo. Si migliora il cinismo? Si può migliorare il cinismo? A Napoli si dice cazzima, stiamo sempre a stessa cosa, ma cazzima. E Conte cerca anche di sviluppare il discorso della cazzima, però l'ho letto, cazzima c'ha un'accezione che poi potrebbe essere, no, cazzima significa che tu ce l'hai o non ce l'hai, ma nel calcio si può lavorare per migliorare questo aspetto. Conte ci dice una frase che secondo me è quella che vale tutta la conferenza, e cioè che i messaggi che dà ai ragazzi arrivano prima ai ragazzi e poi lui li dice ai giornalisti e a noi tifosi. Questo è un passaggio chiave, un po' diverso da Spalletti che magari spesso poteva utilizzare anche le conferenze per lanciare dei messaggi più o meno subliminali anche ai giocatori e a tutto l'ambiente, mentre Conte dice io parlo prima con i ragazzi, quindi quello che vi dico in conferenza i ragazzi lo sanno già, quindi non è che scoprono niente in conferenza, e anche questo è un modo di fare che può essere utile. E gliel'ho detto già, quindi che è là, che si deve migliorare in attacco. È chiaro che lo abbiamo visto, che il Napoli deve produrre di più quando produce, perché con la Roma ha prodotto. Bisogna essere un pochino più precisi nei cross, nella finalizzazione, e quindi ci siamo. Poi dice, io sono sereno, poi si ferma, dice, è difficile essere sereno, proprio nel suo animo è difficile essere sereno. Ma se vedo l'applicazione sono contento di questo gruppo. Il Torino in difficoltà, come si fa, come non si fa se il Torino è in difficoltà. Conte ci ricorda il percorso del Torino, dice sono partiti molto bene, poi hanno perso Zapata e se sono oggi ancora a metà classifica nonostante un periodo di difficoltà, vuol dire che comunque hanno fatto bene, è chiaro, i punti poi te li ritrovi. E lui ci dice anche che io andavo a vedere il Torino l'anno scorso e qua già foreshadow quella che sarà la domanda sul Torino-Napoli di 11 mesi fa, il famoso 3-0 pazzesco, e dove lui era in tribuna e si guardava la cosa, si sarebbe mai immaginato che dopo 11 mesi, e dice è inutile parlare del passato, che parliamo a fare del passato, stiamo facendo un nuovo percorso, ci sono dei momenti che poi tutto ti va storto, e qua fa un cenno al Manchester City. Io pensavo si potesse parlare anche della Roma, perché della Roma io mi sono sentito di dirlo che a un certo punto si accanisce anche la sfortuna quando niente funziona. Tu magari non meriti nemmeno di perdere, però prendi quel gol in deviazione, il tiro tuo non entra, insomma è proprio la storia dello sport che alle volte è così. Quindi ci sono dei momenti che ti va tutto storto, e qua Conte si toglie anche lo sfizio di dire anche noi forse abbiamo avuto questo momento in cui è andato storto. Per esempio abbiamo cominciato con il Modena 0-0, la partita col Verona, e quindi là abbiamo capito, probabilmente hanno lavorato anche psicologicamente per resettare completamente, perché se partiamo del passato, sì, se guardiamo il passato ci sono cose belle 2 anni fa, ma ci sono cose molto brutte dell'anno scorso, quindi perché non parliamo del presente e vogliamo essere anche il futuro? Mi sembra giusto. E poi si arriva alla domanda su Raspadori, che chiede più spazio, intervento congiunto a una gamba da una parte e una dall'altra di Baldari e di Lombardo. Quella intervista era di 1 mese e mezzo fa, non è di adesso. Sarebbe anche stata un pochino fuori tempo fare un'intervista del genere da parte di Raspadori, che io ritengo una persona molto, molto matura, molto responsabile, sa parlare, sa quando parlare. Era un pochino strano. E ho cercato di vederla perché ho letto delle dichiarazioni riportate
mm, non mi convincevo, magari ascoltando se è la domanda che ti porta a dare quella risposta, è lui che prende e dice questa cosa, quindi ho cercato di vederla. Purtroppo non l'ho potuta vedere perché il portale su cui era registrata l'intervista, Azzurro Vivo TV, una cosa del genere, proprio della federazione calcio, ti devi iscrivere per vedere. Io mi sono iscritto, qualcosa è andato storto, non mi faceva completare la registrazione, non lo so se è perché è dall'estero che la stavo facendo, sapete, no? L'Italia, la Rai, se stai all'estero non puoi fare niente, quindi non ho potuto vederlo, ma meglio così perché avrei fatto delle considerazioni su un'intervista vecchia che magari adesso non vale. Certo, vale sempre l'idea che uno vuole giocare, probabilmente, però Conte ci dice io ho un'idea precisa su Raspadori, è un giocatore importante, è un giocatore forte. Soprattutto lui dice io voglio rinforzare il Napoli, non voglio rinforzare le altre, non voglio indebolire il Napoli, quindi non ci dà la sensazione che sì sì Raspadori è sul mercato e la vogliamo, se la Juve lo vuole, perché anche questo non sarebbe, la Juve sta in grande difficoltà. Se tu dai un Raspadori alla Juve, risolvi un problema aggiuntoli e non lo devi risolvere un problema aggiuntoli, anche se a te serve poco, anche se tu potresti riutilizzare magari i soldi per comprare dei giocatori che ti servono di più, ma non risolvere un problema alla tua competitor, che al posto di un Vlahovic infortunato, Milik che non c'è mai, non hanno una punta e fanno tutti 0-0, tu comunque gli dai Raspadori. Non ha senso e secondo me Conte questo vuole dire. Poi dici io non ho le coppe, ho un'idea mia e l'idea mia potrebbe anche essere quello sviluppo da mezzala che delle volte possiamo vedere, ma quando stiamo in svantaggio, non lo vediamo quando stiamo in vantaggio sullo 0-0, mettetevi l'anima in pace. E, e la classifica, se abbiamo questa classifica, è merito anche del gruppo, mica solo di quelli che stanno giocando. Bravo Conte a riportare il discorso di tutto il gruppo, anche perché quelli che poi giocano si allenano con il gruppo, se si allenano bene e fanno delle cose bene perché poi il resto del gruppo ti tiene allenato bene, non avendo le coppe, che sono uno sfogo importantissimo per tutti gli altri giocatori, per poter stare sempre sul pezzo, bisogna fare quello che bisogna fare ed è difficile chiedere a Conte di mettere degli 11 titolari che lo convincano come questi qua. Lo capisco, ogni tanto lo puoi fare perché ci sono dei giocatori tipo Neres che hanno dimostrato di avere un grande impatto, questo si può fare sicuramente, ma metti Raspadori al posto di Lukaku, lo metti al posto di McTominay, da esterno l'hai visto, che quindi è difficile chiedere una cosa del genere. Quindi merito del gruppo e io non li lascio andare, come ho fatto anche quest'estate e ho fatto bene a non lasciarli andare per non rinforzare anche gli altri. E poi la domanda delle domande, perché hanno chiesto i mancini, ha fatto l'esempio anche Meret, che oramai il portiere è un giocatore di movimento. Abbiamo Meret, Politano, Lukaku, fa l'esempio. Dice anche Spinazzola utilizza il mancino, è chiaro che utilizza il mancino, ma sappiamo che bene che Spinazzola è destro. Tanti mancini, come mai? Come si fa? Conte ritorna sul discorso che magari ecco, ci dà comunque una notizia che magari sui difensori centrali lui li preferisce con il piede che hanno, nel senso Raccamani piede destro a destra, Buongiorno piede sinistro a sinistra perché sviluppi, no? Sviluppi bene, apri e sviluppi meglio. I terzini li vuole con, dice ma il terzino è sinistro significa perché l'esterno destro Politano è sempre sinistro, dice terzino sinistro voglio col sinistro, terzino destro voglio col destro, ma poi più o meno tutti quanti bene con Spinazzolo non si sa quale piede utilizza. Questa è una cosa che ho detto pure io, se Spinazzola stesse bene e non lo sai se va all'interno o se fa un cross un pochino più semplice con il sinistro che lo sa utilizzare. Ma questa va come domanda. Siamo contenti, dice Conte, che abbiamo 40% di mancini e 60% di destri. Signori miei, non saprei cos'altro dirvi. Vi posso far vedere il lago che ogni tanto vi ho fatto vedere. Sta a casetta del cognato, ma che è una bella giornata. In questi giorni ha piovuto, adesso però è una bella giornata. Magari il sole. Mamma mia, è che non vedete niente.
No. Ah, ecco. Eh? Speriamo che con questo microfono non ho rovinato niente. Lasciate un like immediatamente perché mi sono svegliato presto al mattino per la conferenza. Domani, se riesco a tornare in tempo in città, dobbiamo fare la simulazione perché altrimenti va tutto malissimo. Quindi in bocca al lupo a me, alla simulazione, lasciate il like e domani facciamo la formazione perché della partita non se ne è parlato proprio. Di conseguenza l'unica soluzione è giocarla. La giochiamo prima noi e sappiamo già cosa ci aspetta con il Torino di Vanoli. Da New York, dalla Pennsylvania, Valerio Fluido e tutto. Un abbraccio e un bacio. E i like finali aiutano quando il letto è un disastro.